Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno per Vittorio, a te la linea. Ciao Sveva e buongiorno Italia e buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete patrioti innamorati della libertà. E allora oggi, sabato 8 febbraio, rassegna stampa in cui ci dobbiamo occupare di questo ennesimo scontro tra poteri dello Stato, dopo che il DIS, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, sta per presentare un esposto contro il procuratore Lo Voi, lo stesso che appunto, se vi ricordate bene, aveva fatto iscrivere nel registro degli indagati i nomi della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e poi anche dei ministri della Giustizia, Carlo Nordio, e dell'Interno, Matteo Piantedosi. Per la vicenda, sapete, appunto al Masri. Ma oggi dobbiamo anche analizzare la proposta leghista di rottamazione delle cartelle esattoriali, commentare le minacce all'europarlamentare Silvia Sardone, ma anche soffermarci sulle motivazioni appena depositate di questa sentenza con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato inammissibile il referendum abrogativo proprio sulla legge per l'autonomia differenziata. E poi leggeremo anche l'intervista all'onorevole Candiani su questo caso di un rapinatore che è stato ucciso da uno appunto delle guardie giurate e adesso la guardia giurata che rischia un'indagine per omicidio. Dopo la rassegna stampa poi vi faremo sentire anche le interviste che abbiamo raccolto ieri all'onorevole Simonetta Matone e anche al presidente del Tribunale per i minorenni delle Marche, Sergio Cutrona, e all'avvocato Cinzia Capone. Interviste che abbiamo raccolto ieri incontrando loro tre alla Camera dei Deputati per la presentazione del testo pubblicato proprio dall'avvocato Cinzia Capone, testo L'affidamento minorile e l'adozione nell'ordinamento giuridico italiano. E dopo questa rassegna stampa ci collegheremo nel finale di puntata anche con Matteo De Sio, come sapete conduttore lunedì mattina su queste onde per Te la ridò io l'America, e con lui commenteremo non solo le interviste che abbiamo raccolto, ma anche questo ennesimo scontro tra organi dello Stato dopo l'esposto del DIS contro il procuratore Lo Voi. Ovviamente poi con Matteo De Sio parleremo anche di Stati Uniti, di questo inizio di presidenza Trump, delle sanzioni contro la Corte Penale Internazionale e di tutto quello che sta realizzando anche Musk con il suo Dipartimento per l'Efficienza Governativa. Siccome le vostre opinioni per noi sono fondamentali, vogliamo sempre poi permettere un reale confronto democratico, pluralista, quindi apriremo il consueto filo diretto con voi. Intervenite come sempre chiamando allo 0292 94 7222, 3 volte 2 finali, oppure potete scrivere i vostri messaggi, quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega, oppure potete mandare i vostri messaggi, anche quelli vocali, al WhatsApp della radio, ovvero il 340 67 09 659. Mi raccomando, cercate sempre di non superare il minuto nelle vostre chiamate, quindi massimo 90 secondi, in modo poi da permettere anche agli ascoltatori che vogliono intervenire, ma che trovano la linea occupata, quindi poter permettere a loro di tenere il loro intervento. Se un intervento dovesse superare i 90 secondi, dovremo invece sfumarlo. Vi ricordo che potete seguirci sempre dal televisore, canale 252 del digitale terrestre, ma anche ovviamente dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook della radio e della Lega, dal nostro nuovo sito internet che offre sempre una veste grafica, editoriale aggiornate e un vero e proprio giornale online, ma potete seguirci anche ovviamente dall'app di Radio Libertà per entrambi i principali sistemi operativi, quindi iOS e Android, ma anche da YouTube. E l'invito finale ad abbonarvi sempre, a sostenerci, veramente basta poco per sostenere questa radio, lo ripetiamo sempre, è unica, no, in un contesto mainstream che è veramente soggiogato, dal politicamente corretto, e quindi, potete fare veramente poco, potete realizzare tanto con poco, scusatemi, e basta che andiate appunto sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. E allora, dopo questa parte che, lo so è ripetitiva, ma lo dobbiamo dire per quelli che si collegano per la prima volta da noi, iniziamo subito con la prima pagina di Libero di oggi e vedete il titolone è Georgia Washington, proprio per questo asse con Trump che si rafforza. Vedete all'ONU 79 paesi hanno
firmato una dichiarazione contro le sanzioni USA alla Corte dell'Aia, l'Italia dice no e si schiera con Donald. La sinistra, come sempre, si scandalizza. Anche il compagno però Tusk, polacco, si smarca sui migranti, in Polonia basta stranieri e insomma tanti che l'avevano osannato e celebrato dopo la sconfitta di Diritto e Giustizia, il partito appunto polacco alleato della Meloni nel gruppo dei conservatori e riformisti, e invece adesso anche da questo punto di vista Tusk si allinea appunto a Trump. Questi sono tutti i servizi da pagina 2 e 5, vedete Brunella Bolloli, Elisa Calessi, Pietro De Leo, ma l'editoriale di oggi di Mario Secchi è proprio su questo asse, sulla rivoluzione americana e quella di Roma, nell'Europa sonnambula. E se vi ricordate già in un precedente editoriale aveva proprio definito sonnambuli questi leader europei che invece si ostinano a non riconoscere le novità che stanno venendo dall'America e che anzi si scandalizzano e le contrastano queste novità. Giorgia Meloni ha colto questa onda e la cavalca. Gli Stati Uniti con Donald Trump non sono più una potenza che cade sulla scala dell'Air Force One, vi ricordate che le figuracce appunto di Biden, sono tornati invece ad essere una forza trasformatrice del mondo. I cambiamenti politici e sociali arrivano come uno tsunami quando altre istituzioni perdono il contatto con la realtà e il popolo non crede più in quello che dicono, fanno e predicano. È il momento della caduta degli dei. Si sta sgretolando un ordine mondiale che non regge più di fronte alle sfide del presente. Ieri e oggi si intrecciano. Tra il 1944 e il 1951 gli Stati Uniti costruirono gli accordi di Bretton Woods, le Nazioni Unite, la NATO, il trattato di sicurezza tra Giappone e America. Ovviamente questo era uno snodo cruciale, ormai la fine della seconda guerra mondiale, la costruzione di un nuovo ordine mondiale sulle ceneri di questo conflitto, ma siamo entrati in un'altra puntata del romanzo occidentale e ancora una volta è l'America a innescare il cambiamento. Giorgia Meloni ha costruito un rapporto con Trump, la premier è una figura chiave nell'Unione Europea, il filo tra Palazzo Chigi e la Casa Bianca è diretto. L'ONU e la Corte Penale Internazionale sono organismi falliti. Questo proprio per ribadire, dopo le sanzioni che sono state irrogate, no, da Trump a funzionari della Corte Penale Internazionale, anche, per quei casi che riguardavano indagini, relative per esempio a fatti che sarebbero avvenuti in Afghanistan. Ebbene, il destino dell'Europa non passa dal Palazzo di Vetro dove ballano satrapi e antisemiti. La sicurezza dell'Italia non dipende da un tribunale squalificato con sede all'Aia. Il futuro dell'Italia è nel rapporto con Washington, così il governo Meloni crea e rafforza una rete di alleanze che si estende dall'Atlantico al Mediterraneo fino all'Indo-Pacifico. La partenza è impressionante. Trump incontrerà Zelensky e parlerà con Putin, ha ricompattato il governo di Israele su Gaza e ha archiviato la formula due popoli, due stati. Ha incontrato il premier del Giappone, ha avvisato la Cina, firma ordini esecutivi che smontano la rovina della cultura woke. I democratici sono a pezzi, l'Europa è incipriata dai tribunali e della buon costume delle idee invece balbetta. L'Italia con la vittoria elettorale di Meloni ha anticipato i tempi e se Trump è l'America, allora noi stiamo con l'America. Una presa di posizione, vedete, nettissima questa di Secchi e effettivamente anche contro questa Corte Penale Internazionale, poi leggeremo, no, che tipo di carrozzone che è diventato e poi proprio per colpa, di quelle che sono state le negligenze messe, no, anche in evidenza dallo stesso Nordio quando ha riferito alla Camera, al Parlamento, a causa di queste negligenze la Corte Penale Internazionale che si è scatenato anche il putiferio, appunto per il caso invece Almastri, il capo della polizia giudiziaria libico. E allora, andiamo avanti un attimo su Libero, però con la rottamazione delle cartelle. Dicevamo, la Lega deposita una proposta di legge, Salvini spinge, Giorgetti è d'accordo e questo segue a pagina 9, poi ovviamente facciamo una velocissima carrellata prima su tutte le testate e poi approfondiamo perché il tempo anche oggi sarà, sempre più ristretto, visto insomma che dobbiamo anche far sentire queste interviste, tra cui anche proprio quella all'onorevole Matone, che ovviamente analizzerà poi sentirete un caso invece di mala giustizia, di ingiustizia plateale che fece talmente discutere all'epoca, molti di voi se lo ricorderanno,
quello di Serena Cruz, fece talmente discutere che poi in quel momento si iniziò a parlare proprio di responsabilità dei magistrati. E allora la Lega rilancia la rottamazione delle vecchie cartelle, un aiuto agli italiani. Il Carroccio deposita un disegno di legge sugli arretrati fiscali, Salvini vantaggioso anche per lo Stato, Giorgetti è d'accordo. Questa la proposta, vedete, la Lega che rilancia la rottamazione delle cartelle con una proposta che spiega il vice premier Matteo Salvini può interessare almeno 10 milioni di italiani. Il leader leghista, presentando la proposta di legge depositata alla Camera a fine 2024 e nei giorni scorsi anche al Senato, chiede che la maggioranza faccia quadrato e che l'iter possa procedere speditamente. Sarebbe una bella prova di unità. Gli indici di borsa possono aiutare qualcuno, ma non tutti, prosegue. Lo spread sui minimi aiuta le finanze dello Stato, che può aiutare qualcuno, però il precario o la partita IVA oggi non si avvantaggiano dello spread. A proposito dello spread, un piccolo passo di gambero, no, all'indietro, perché andiamo alla pagina prima, 8, vedete qui tutta l'infografica con i risultati, si possono definire eccezionali dello spread sotto il governo Meloni. Guardate qui, diciamo quasi un picco che era nei giorni immediatamente successivi all'insediamento, 22 ottobre 2022, questo era il differenziale punti di base con gli analoghi Bund tedeschi ed era sopra quota 223. Poi progressivamente la discesa e vedete addirittura questi record, siamo qui al 7 febbraio 2025, ieri 109,4, quindi più che dimezzato ed effettivamente qui si può cantare vittoria, comunque riconoscere un successo assolutamente incontestabile. Italia paradiso dei mercati, da quando c'è questo governo lo spread si è dimezzato. Il differenziale di rendimento con i Bund tedeschi è passato da 223 a 109, Giorgetti merito della stabilità politica e della prudenza di bilancio. E infatti vedete l'intervento proprio del ministro dell'economia Giorgetti che ha illustrato questo risultato, a descrivere il quadro in cui questo andamento decrescente è avvenuto è stato ieri Giancarlo Giorgetti, intervenendo nell'ambito dell'inaugurazione della scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza a Ostia. Roma, appunto. La gestione della politica di bilancio nell'ultimo biennio, ha spiegato il ministro dell'economia, si è svolta in un contesto particolarmente difficile, caratterizzato da un elevato livello di incertezza geopolitica e da forti pressioni inflazionistiche che hanno portato le autorità monetarie ad aumentare i tassi di interesse di riferimento con un inevitabile riflesso sul costo del debito pubblico. Uno scenario decisamente sfavorevole per un paese come l'Italia con un livello del debito già molto elevato. Eppure, vedete, il grafico dello spread, al di là delle polemiche, dei sondaggi, delle riforme e degli inevitabili inciampi in cui incappano, insomma, quasi tutti gli esecutivi e quasi tutte le coalizioni, è la principale testimonianza, questo grafico dello spread, testimonianza dell'esito dell'azione di governo e ovviamente dei risultati raggiunti. Ed è anche uno dei motivi per cui quando Giorgia Meloni se ne va in giro per il mondo non ci sono risolini dietro le spalle. Non è ovviamente tutta farina del sacco di Giorgetti, però è incontestabile anche qui, innegabile che il merito sia principalmente suo, no, per la tenuta del bilancio, la tenuta delle finanze pubbliche. Ma se gli investitori non ci spernacchiano più, buona parte del merito, appunto, è inutile negarlo, è suo. Comprensibile quindi un po' di orgoglio. La stabilità politica e la prudenza nelle scelte di finanza pubblica, spiegato ieri, hanno contribuito in modo significativo a ristabilire la fiducia nell'Italia sui mercati, con un dimezzamento dello spread e un notevole beneficio nella spesa per interessi. Beneficio, vale la pena ricordarlo, che è stato quantificato, non dal governo, in 17 miliardi da qui al 2029. E siccome il percorso di risalita è tutt'altro che finito, il titolare di Via 20 Settembre, appunto Giancarlo Giorgetti, ha fatto sapere ieri che è riuscito persino a mettere qualcosa da parte. Ricordo e rivendico, ha aggiunto il ministro, che il governo ha deciso prudentemente di non spendere
e tutte quelle risorse derivanti dal miglioramento degli obiettivi per finanziare ulteriori misure in linea con le nuove regole di bilancio. Abbiamo messo da parte i risparmi ottenuti nel 2024 che in futuro, quando occorrerà, potremo eventualmente utilizzare. Dobbiamo fare tesoro della ristabilita credibilità dell'Italia e sfruttarla nel modo più efficace. Il leghista se la canta e se la suona, il leghista Giancarlo Giorgetti, basterebbe lo spread a dimostrare il contrario, ma per i più scettici ci sono anche le analisi proprio dell'Ufficio parlamentare di bilancio che solo qualche giorno fa ha rivisto al ribasso le stime di crescita sul 2024 e sul 2025, dati che hanno mandato, no, in brodo di giuggiole le opposizioni subito intervenute per denunciare i disastri del governo e annunciare delle sciagure. E invece la presidente Lilia Cavallari ieri sul Sole 24 Ore ha spiegato che si tratta di revisioni modeste, dovute soprattutto a fattori esterni e che appunto non impongono assolutamente una manovra correttiva. Morale, la prudenza paga, come mostra l'andamento dello spread. E tornando invece a Giorgetti, intervistato dal Financial Times, pensate, ieri il ministro ha anche auspicato che la UE allenti il patto di stabilità per aumentare le spese sulla difesa. Dobbiamo essere realisti e la realtà è che abbiamo una guerra in casa e questo è un argomento che poi riaffronteremo anche leggendo, commentando l'editoriale di Travaglio, il quale dice: "Beh sì, questa presidenza Trump ci sta sconvolgendo, ci sta stupendo, però non capiamo perché adesso i paesi europei vogliano spendere così tanto, no, investire così tanto in spese militari, sostenere tutte queste spese militari", e lui citava dei dati, cita dei dati, sembra quasi che vogliano spendere più della stessa Federazione Russa che è impegnata in prima persona direttamente in questo scontro bellico. E invece torniamo sul caso proprio sulla questione delle rottamazioni delle cartelle esattoriali, visto che i saldi di bilancio sono così positivi, visti i risultati di finanza pubblica, perché non provare anche a venire incontro al contribuente magari con una rottamazione che appunto consenta tramite rateizzazione questo recupero, altrimenti questi crediti, no, rimangono di fatto congelati. E allora questa è la proposta leghista, no, proprio per quelle partite IVA stavamo leggendo che comunque non si avvantaggiano dello spread. Per la Lega, sottolinea ancora Salvini, la nuova rottamazione farà vincere tutti, lo Stato e i cittadini. Questo mentre invece il concordato preventivo biennale, vi ricordate ce ne eravamo già occupati, uno dei punti centrali della riforma fiscale che prevede un patto tra partite IVA e fisco e che congela le tasse per 2 anni, annota il deputato leghista Alberto Gusmeroli, nel primo anno di valenza 2024-25 ha prodotto invece scarsi risultati, questo nel concordato biennale preventivo, e invece lo saranno ancora di più quelli 2026-27. Quindi sul tema bisogna compiere una seria riflessione e il meccanismo è sicuramente da rivedere. I risultati 2026-27 saranno ancora più scarsi, no, ha precisato Gusmeroli, risultati di questo concordato preventivo biennale. Da giorni la maggioranza discute sul tema. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo ribadisce: sulla rottamazione non siamo contrari, è solo un problema di risorse e bisogna essere cauti. In settimana l'esponente di Fratelli d'Italia aveva invitato ad attendere almeno la fine del lavoro della commissione ad hoc che si sta occupando di analizzare il magazzino dei crediti fiscali. Pensate, la cifra che è superiore a 1.200 miliardi di euro, che sono lì questi crediti e che però bisogna riscuotere, se no, come dire, sono congelati. Dal canto suo Forza Italia, che da tempo si esprime a favore di un provvedimento analogo, sottolinea che le perplessità sono soprattutto del Ministero dell'Economia, ma invece Matteo Salvini ha specificato che non c'è nessuna contrarietà dalle parti di Via 20 Settembre. Ho interloquito ieri, ovviamente giovedì per noi che leggiamo adesso, ho interloquito con Giancarlo Giorgetti su questo tema e la pensiamo alla stessa maniera, c'è piena sintonia. Leo, ha aggiunto poi, ha provato lo strumento del concordato. I risultati sono nei numeri, è stato uno strumento utile ma non risolutivo. Anzi, sì, utile, verrebbe da correggere, no, dire parzialmente utile. La Lega insomma rilancia un tema nelle sue corde e caro al suo elettorato e lo fa con un disegno di legge che prevede di introdurre una rottamazione più ampia che permetta di rateizzare i debiti con il fisco in 120 rate, tutte dello stesso importo, spalmate su 10 anni e che includa anche le cartelle al 31 dicembre 2023, dall'attuale limite del 30 giugno del 2022, perciò anche questa, no, ulteriore inclusione.
Una proposta analoga era stata compiuta sotto forma di emendamento alla legge di bilancio, ma era stata poi scartata perché ritenuta estranea alla materia, mentre un'altra è stata stralciata per lo stesso motivo, no, e quindi era stata stralciata dal milleproroghe, attualmente in discussione in Commissione Affari Costituzionali al Senato. In ogni caso però per il carroccio la proposta permetterà di far aumentare il gettito per le casse dello Stato e recuperare questi oltre 1.000 miliardi di crediti che l'erario vanta nei confronti di cittadini e imprese per imposte, tasse e contributi non pagati. Del resto, i dati presentati durante la conferenza stampa del responsabile del Dipartimento Economia della Lega, il deputato Alberto Bagnai, sono cristallini e parlano di un magazzino di crediti non pagati che nel 2023 ha toccato quota 1.207 miliardi di euro. In 7 anni, dal 2017 al 2023, lo stock di debiti contratti dagli italiani col fisco è aumentato di 336 miliardi di euro, segnando una crescita del 28%. E questo avviene, fa notare la Lega, in un paese con circa 3.000 miliardi di debito pubblico. Il merito della nuova pace fiscale, insiste Bagnai, che è anche vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, sarà quello di creare gettito, con una dilazione più estesa, senza anticipi più alti da versare e senza maggiorazioni o meccanismi di uscita alla prima rata non pagata. I cittadini saranno messi nella condizione di pagare anche le tasse dell'anno in corso senza ritrovarsi, come accaduto in passato, nuovamente in debito già 3 o 4 anni dopo aver aderito a una rottamazione. L'altro intervento di un altro leghista, Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze al Senato, che si dichiara ottimista invece sulle tempistiche, appena la presidenza lo assegnerà alla Commissione sesta, lo calendarizzeremo subito, in modo da iniziare in tempi molto rapidi i lavori. E l'obiettivo, ha spiegato, è quello proprio di dare subito il via alle discussioni del testo in modo da chiuderlo velocemente. E il sottosegretario al MEF, Federico Freni, sottolinea come il provvedimento serva per ridare ossigeno ai milioni di lavoratori onesti che non riescono a pagare in tempo utile tutte le tasse. Nessuno sconto invece agli evasori. Quindi la Lega spinge su questo tema. Vedete, insomma, qui l'articolo che abbiamo letto, che stiamo analizzando, di Michele Zaccardi, ha ripercorso, fatto vedere poi tutte queste posizioni all'interno della Lega. Ovviamente ripercorso e ricordato tutte le ultime dichiarazioni sul tema. La Lega spinge su questo tema, insomma, e continuerà a farlo perché, ribadisce Matteo Salvini, mantenere le promesse dopo che abbiamo vinto le elezioni penso che sia rispettoso e fondamentale, ma soprattutto su una nuova rottamazione, appunto quello che dicevamo prima, c'è completa sintonia anche con Giancarlo Giorgetti. L'esempio di come si dovrebbe procedere è quello del presidente americano Donald Trump, non a caso citato da Salvini con una certa ammirazione. In poche settimane ha già realizzato più di quanto non abbiano realizzato altri in anni. E quindi, taglia corto il leader leghista, la priorità assoluta della Lega per questo 2025 in termini economici è una rottamazione seria, definitiva, equa, vantaggiosa per lo Stato e utile per milioni di italiani. Esatto, quei milioni di italiani, leggevamo prima, che sono partite IVA e che ovviamente però sì, non è che si avvantaggino poi più di tanto di questa riduzione dello spread. Ma l'altro tema di cui assolutamente dobbiamo parlare, che dobbiamo analizzare, è quello dell'autonomia e delle motivazioni della consulta al no al referendum, no, lo stavamo dicendo. E allora vedete, quesito sull'autonomia, l'oggetto non era chiaro, oggetto e finalità non risultano chiari. E questo è il motivo dello stop al referendum sull'autonomia da parte della consulta della Corte Costituzionale, che lo scorso 20 gennaio aveva dichiarato il quesito inammissibile. Nella sentenza depositata ieri, quindi con tutte le motivazioni, viene spiegato che la recente pronuncia della stessa Corte sulla legge Calderoli, che aveva parzialmente accolto i ricorsi di 4 regioni guidate dal centrosinistra, ha profondamente inciso sull'architettura essenziale della riforma, comportando il trasversale ridimensionamento dell'oggetto dei possibili trasferimenti alle regioni. Quindi, secondo la Corte, quella precedente pronuncia, andrebbero trasferite solo le funzioni e non tutte le materie, nonché la paralisi dell'individuazione dei LEP, cioè dei livelli essenziali delle prestazioni. Per questo, secondo i giudici costituzionali, la conseguenza è che risulta oscuro l'oggetto del quesito referendario, che originariamente riguardava la legge e ora riguarda quel che resta della stessa legge per le numerose e complesse modifiche che sono state apportate dalla sentenza numero 192 del 2024. Una situazione che pregiudica la possibilità di una scelta libera e consapevole da parte dell'elettore che la Costituzione garantisce.
Ma oltretutto sarebbe stato assurdo, no, pronunciarsi in quel referendum su quello che rimaneva della riforma, pronunciarsi formalmente su una legge ordinaria di fatto, no, ma, alla fine si chiedeva sostanzialmente di esprimersi contro qualcosa che è già inserito nella stessa Costituzione, abbiamo detto fino alla nausea, e che è stato inserito lì, proprio con la modifica, del Titolo V del 2001 voluto dal centrosinistra. E allora il rischio per i giudici è che il referendum si risolva in altro, cioè diventi qualcosa di altro rispetto al referendum abrogativo appunto di una legge ordinaria, ossia nel far esercitare un'opzione popolare a favore o contro il principio del regionalismo differenziato, un principio che ormai è assolutamente insito, no, nella Costituzione. Una pronuncia infatti ben accolta dal ministro Roberto Calderoli, che si è detto contento del fatto che abbia ribadito che sulle materie quelle non LEP, quindi che escludono, no, i livelli essenziali di prestazioni, si possa procedere, alla luce di quelle che sono le indicazioni della Corte. E allora, il referendum, ha spiegato Roberto Calderoli, è stato dichiarato inammissibile, per via appunto del fatto che il quesito sarebbe stato incomprensibile. Ora, ha aggiunto sempre lo stesso Calderoli, andiamo avanti sulle materie non LEP, presenteremo i disegni delle leggi delega per la definizione invece dei livelli essenziali, quindi proprio per le materie LEP, e dunque con tanto lavoro si va avanti. Io conto che entro la fine della legislatura, di questa appunto legislatura iniziata, dicevamo prima nell'ottobre 2022, ci sia non solo la legge delega, ma anche i decreti legislativi per definire le materie LEP e che nel frattempo alcune delle materie LEP non LEP possano essere attribuite alle regioni. E per il presidente del Veneto Luca Zaia la sentenza riconosce la piena coerenza della riforma. È un pronunciamento netto, aggiunge, che smonta qualsiasi tentativo di strumentalizzazione politica e riafferma che le regole non si piegano a logiche di parte. E poi invece tutte le critiche da parte delle opposizioni che continuano a sostenere che questa sia una riforma spacca Italia. Di parere opposto ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle nelle commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato, le argomentazioni esposte dalla Corte Costituzionale confermano ancora una volta che la legge Calderoli spacca Italia di fatto non esiste più e ne sono stati spazzati via i pilastri fondamentali e gli obiettivi assurdi, iniqui e pericolosi che avevano spinto il governo Meloni a scriverla e a farla approvare dalla sua maggioranza. Sulla stessa linea il segretario della CGIL, Cristian Ferrari, e qui viene da notare che insomma un sindacato sta conducendo queste battaglie così politiche, quindi veramente è quasi come se fosse un partito, no, politico. Di fatto la legge Calderoli, anche grazie alla mobilitazione straordinaria che è stata messa in campo, sentite, non esiste più. Per questo stupisce l'esultanza di chi chiedeva il trasferimento di tutte e 23 le materie previste. E no, perché questo principio del regionalismo differenziato è salvo, perché si può procedere sulle materie non LEP e perché comunque in Parlamento si può lavorare proprio per compiere quegli adeguamenti, quelle correzioni che erano state indicate dall'altra pronuncia della Corte Costituzionale. Ma allora Sveva, vedo che me l'hai scritto, che me l'hai ricordato, abbiamo adesso un piccolo break e torniamo fra pochissimo. Di stile e stiletto, la disarmante voce della semplicità, in una visione soggettiva e femminile della realtà, con disincanto, crudezza, dolcezza e poesia. Le Armelline della Pesca, con Luisella Pescatori, detta La Pesca, ogni mercoledì alle ore 15:30, su Radio Libertà, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Pier Vittorio, a te la linea. Grazie, grazie Sveva. Poi ovviamente ti scrivevo, girami pure i messaggi, no, che sono arrivati da voi. Allora, io direi di far così: intanto lasciamo una parte, questa parte qui di libero, e andiamo invece proprio per parlare, anche degli altri temi, ad esempio dell'intervista che ha rilasciato Candiani su questo fatto di cronaca, addirittura adesso l'indagine
la guardia giurata che ha sparato e ha ucciso appunto questo rapinatore. Andiamo sul Tempo di oggi, così iniziamo anche la carrellata sulle altre testate. Vedete, Tempo di oggi, prima pagina con i compagni delle foibe. Ecco come la sinistra vuole cancellare il giorno del ricordo dalle scuole alle piazze, nel silenzio del PD. Ma la celebrazione è legge dello Stato dal 2004 e Gualtieri diserta Porzus. Insomma, qui vedete poi, no, come sono raffigurati con questi colbacchi proprio da Armata Rossa, Armata Sovietica, l'editoriale sul tema proprio di Tommaso Cerno, la sinistra che infoiba il ricordo. Chi come me, nato sul confine orientale, a 10 chilometri dal comunismo titino, aveva aspettato decenni per la giornata del ricordo. Quanto negazionismo a sinistra per decenni, veramente agghiacciante, no? A differenza della memoria che è collettiva per definizione, il ricordo è lo sforzo di portare verso il cuore con fatica qualcosa che non deve essere dimenticato. E la strage comunista delle foibe e l'esodo istriano e dalmata hanno faticato più di tutti per trovare questo loro posto sacrosanto vicino al cuore della Repubblica. Quando Cossiga andò a Basovizza da capo di Stato, sapete, no, Basovizza, questa nota foiba, da solo, senza fregi né onori, iniziò un disgelo che il Parlamento sembrava aver completato nel 2004, istituendo la giornata del ricordo. Ma oggi, quando il paese dovrebbe essere unito, una sinistra accecata dall'odio dell'altro, un ANPI senza più un vero partigiano vivo, orde di falsi studenti spinti dai centri sociali e roba simile uccidono per la seconda volta quegli innocenti nel nome di una Costituzione che non solo ignorano, ma offendono. E quindi non solo Roberto Menia, fautore di quella legge, ha il diritto, anzi il dovere di testimoniare quel dramma ai più giovani, ma l'intera Repubblica deve riprendere il proprio ruolo di pacificazione, censurando la violenza con cui, per ragioni di bottega e di bassa macelleria politica contro Giorgia Meloni, si vuole infoibare di nuovo, sottoterra, lontano dagli occhi, il dramma celato di quel massacro. E qui è giusto sottolineare che una certa opposizione al ricordo viene da queste orde di studenti, che poi studenti, fingono di essere studenti, che cosa studiano, che stanno qui ad organizzare proteste violente, a distruggere, a devastare poi le scuole. E su questo sapete, no, sono intervenuti tanti esponenti leghisti e poi anche questa proposta della Lega, del ministro Valditara, comunque di far veramente pagare i danni. E allora, intanto leggo i vostri messaggi, perché vedo ne sono già arrivati tanti, poi guardiamo anche dalle pagine Facebook, no, vedete Marco da Milano che ci scrive: Gli americani hanno capito che Trump mantiene ciò che promette. Credo che questo sia la sintonia che attrae, la Meloni". E probabilmente, alla fine anche queste frasi che abbiamo letto, no, gli interventi, per esempio ricordavamo anche quello di Matteo Salvini che diceva: "È impressionante come Trump in pochi giorni sia riuscito a mantener fede a molte delle sue promesse e quanto sia stato rapido, negli ordini esecutivi, comunque appunto in questi suoi interventi". E questo deve essere anche insomma da stimolo, da invito per il governo italiano, sicuramente. Poi Marco, altro credo non lo stesso Marco da Milano: "Buongiorno, perché invece non si dice che la Corte Costituzionale polacca ha denunciato Tusk per golpe bianco? Come mai la UE tace sui soprusi del governo polacco? È un mistero che Bruxelles, no, è una cricca anche lì. Perché il governo italiano non usa il metodo Musk per eliminare veramente burocrazia pidocchiosa e 1000 enti parassitari? Semplicemente perché dietro le parole c'è fuffa multicolore". Beh sì, e allora quello che dici te su alcuni provvedimenti di Tusk, scusami Marco, è vero perché, mi ricordo tutte le proteste che venivano, dall'Unione Europea per alcuni comunque provvedimenti, quando al governo, no, c'era Diritto e Giustizia, il partito alleato della Meloni, e invece da Tusk che ci si aspettava poi questa svolta liberal, in realtà poi abbiamo visto che su tanti temi adesso si sta comunque allineando con Trump e quindi sono rimasti delusi i compagni. E da noi tu dici: perché non attuare il modello del Dipartimento per l'efficienza governativa proposto da Musk? E perché figuriamoci, sappiamo come reagirebbero alcuni sindacati, no, che devono, tutelare determinati, chiamiamoli con il loro nome, sprechi parassitari. Io apro adesso un attimo anche la pagina Facebook, andiamo qui su, la Lega e la radio, anzi l'apro però
dal cellulare perché così evitiamo l'eco, perché vedo che ci sono dei messaggi anche da voi lì. Allora, anche lì appunto da voi e vedo per esempio saluti qui sotto la pagina Facebook della radio, ci scrive Lucia: "Grande Giorgetti", lo stavamo prima dicendo, lui responsabile di questo successo, lui è l'autore, no, di questa tenuta dei conti pubblici così rigorosa, e poi anche sotto vedevo la diretta della pagina Facebook della Lega. Ma intanto io vado qui sull'articolo che vi stavo citando, l'intervista appunto all'onorevole Candiani sul Tempo di oggi, e allora ecco qua, andiamo, allora pagina, dunque 6, sì, qui vedete, ovviamente a commento di quello che è successo, e poi anche sempre dalla prima pagina del Tempo di oggi invece la polemica che comunque, sembra che si sia chiusa, per il momento, speriamo, perché se no veramente si realizza il gioco della sinistra, e cioè l'affaire chat, le chat di Fratelli d'Italia che sono state pubblicate, chat che però risalivano al governo giallo-verde, quello con i 5 Stelle. Con Salvini nessun problema, andremo avanti insieme. Nell'intervista al Tempo il capitano aveva chiesto un chiarimento e la premier ha risposto con un post. E poi invece anche qui vedete la Lega in pressing per la rottamazione delle cartelle fiscali, la proposta di legge in Senato, e l'intervista invece, quella che vi stavo anticipando di Candiani, qui condotta da Sirignano a pagina 6, il vigilante arrestato, uccide il rapinatore indagato per omicidio, Candiani che commenta: assurdo. E allora come vi dicevo andiamo un attimo lì a pagina 6, poi ovviamente prendiamo le altre testate e continuiamo questo giro. Allora vedete, assurdo che chi ci difende debba poi andare in tribunale, non si levino risorse al DL sicurezza. L'appello del deputato Del Carroccio dopo i fatti di Ivrea, chi dice ACAB e chi gli strizza l'occhio lancia messaggi sbagliati. E allora vedete le forze dell'ordine con questo esecutivo, in particolare con la Lega, hanno più ragioni per sentirsi al sicuro. L'aspetto però che resta ancora assurdo è che ancora capita che siano chiamati a doversi difendere in tribunale quando semplicemente stanno svolgendo il loro dovere. Spero che anche stavolta non inizi il solito calvario per chi non ha fatto altro che adempiere al proprio compito fermando un soggetto pericoloso con intenzioni criminali. A dirlo è Stefano Candiani, deputato della Lega. Quanto accaduto nella stazione di servizio di Ivrea, dove dei poliziotti sono stati feriti a martellate, dovrebbe farci riflettere. È chiaro che le forze dell'ordine devono avere tutti gli strumenti necessari per far rispettare la legge contro i criminali, che sia il taser o tutto ciò che consente una forma di tutela nello svolgimento della professione. Non è infatti il primo caso di aggressione subito da un agente. Allo stesso modo però questa vicenda mi fa pensare: se al posto di un poliziotto ci fosse stato un qualsiasi altro cittadino, avrebbe avuto sicuramente la peggio. Una qualunque persona infatti difficilmente avrebbe potuto difendersi a mani nude. Questa è una riflessione che mi fa venire i brividi. Bisognerebbe nel frattempo riaprire la discussione rispetto allo scudo penale, come tra l'altro ha proposto il suo partito. Qui non stiamo parlando di dare la libertà di azione a sceriffi modello Far West, ma di garantire a chi è proposto per dovere di servizio a fare rispettare legge e sicurezza di poterlo fare senza rimetterci la pelle o finire in tribunale, come dice la formula, per atto dovuto. Assurdo. Le nostre forze dell'ordine hanno la professionalità per comprendere in una situazione di pericolo e di gravità che tipo di reazione mettere in campo. La priorità però, ripeto, è un'altra: ribadire e far passare invece il messaggio che non si finisce al banco degli imputati per aver svolto il proprio dovere. La Lega intanto ha lanciato una raccolta firme su questa tematica. È una questione avvertita sempre di più tra la gente, risponde Candiani, che ha bisogno questa gente di punti di riferimento. La buona politica in tal senso non può starsene in disparte. Messaggi come quello dell'ultima serie ACAB sembra influenzare l'opinione pubblica invece in modo distorto. Sembra quasi che chi è preposto a tutelarci voglia invece attaccare. Come reagire a tutto ciò? È chiaro che l'accanimento di qualche commentatore di sinistra in TV o di qualche giornale di sinistra sia nei fatti sta facendo anzi passare input sbagliati e pericolosi. Basti pensare al tanto discusso caso Rami. Ancora prima di capire i fatti hanno messo la croce addosso al carabiniere. Addirittura il prefetto Gabrielli parlava di inseguimento scriteriato. Adesso che Gabrielli vuole lasciare, no, l'incarico con il comune di Milano, e su questo ci torneremo. Ragione per cui devono essere smascherati sia i cattivi maestri, ovvero chi predica
All Cops Are Bastards, che poi appunto è l'acronimo, cioè scusatemi, è l'esteso dell'acronimo ACAB, sia quella politica di sinistra che li sostiene strizzandoli più di un semplice occhiolino. Domanda di Sirignano: cosa sta realizzando il suo partito per tutelare chi in strada talvolta mette a repentaglio, la propria vita per il prossimo? Abbiamo già fatto diverse proposte, di legge proprio su questo tema. Si tratta piuttosto di non deviare risorse destinate al decreto sicurezza, ma al contrario aggiungerne altre laddove occorre. In questo nuovo provvedimento abbiamo inserito ad esempio la garanzia di tutela legale a favore delle forze dell'ordine a carico dello Stato nel momento in cui servisse. Siete disponibili a migliorare questo testo? Se ci sono aggiustamenti da fare per garantire un'ulteriore copertura a chi fa il proprio dovere, vestendo una divisa, lo diciamo anche alle associazioni sindacali di categoria. Siamo assolutamente determinati a svolgere la nostra parte. L'importante è che si faccia velocemente e soprattutto che si dia corso a quel testo che è in Senato e attende soltanto di essere approvato. Vedete quello che invece è successo, inchiesta nella capitale, morto il ladro, ferito dal vigilante, è indagato adesso questo vigilante per omicidio volontario. La vittima, un romeno di 24 anni, colpito alla testa, caccia 3 complici. La banda sorpresa dopo aver rapinato una vicina della guardia giurata. E qui invece i rilievi effettuati dai carabinieri, ecco qua, gli investigatori nel luogo della sparatoria. E allora corriamo, perché dobbiamo vedere anche le altre testate, e passiamo appunto al giornale di oggi. Prima pagina, vedete, l'Italia non firma contro Trump per le sanzioni alla Corte Penale Internazionale che hanno scatenato queste sanzioni statunitensi, hanno scatenato la reazione di 79 paesi, il governo non si allinea alla UE. E poi invece il duro editoriale di Alessandro Sallusti con una riflessione: ma cosa sta accadendo? Perché questo scontro tra poteri, tra organi dello Stato e addirittura adesso anche questo sfaldamento, di quelli che sono i rapporti, gli equilibri all'interno dei servizi segreti. E infatti lui scrive: "A memoria non ricordo che i servizi segreti abbiano mai portato in tribunale il capo di una procura, tanto più della procura più importante d'Italia. Ieri è successo anche questo. Il DIS, acronimo del Servizio di Coordinamento delle Intelligence della Repubblica, ha denunciato il procuratore Lo Voi, quello dell'avviso di garanzia alla Meloni, Piantedosi e Nordio, per una fuga di notizie riservate su accertamenti che i servizi segreti interni avevano avviato su Gaetano Caputi, capo di gabinetto della stessa premier Meloni. Paese davvero strano, quello in cui i servizi spiano il braccio destro del premier, un procuratore rende pubblico questo fatto, che doveva essere coperto, no, da segreto, perché è stato messo poi a disposizione degli stessi indagati, giornalisti, no, del Domani, sapete che poi l'hanno pure ripubblicato. E quindi viene a sua volta denunciato dai servizi, il procuratore che ha reso pubblico questa informativa che doveva rimanere segreta. E tutto questo mentre si scopre che 2 centrali di spionaggio private, una a Roma e una a Milano, a loro volta spiavano un po' tutti per costruire dossier da distribuire ai giornali amici per azzoppare questo o quel politico. Questo o quel politico qui viene da aggiungere soprattutto esponenti leghisti, perché abbiamo visto quanto poi il partito è stato spiato in tutti questi anni. Ciliegina sulla torta, e quante poi inchieste, no, che sono finite nel nulla, come quella Metropol. Ciliegina sulla torta, oggi pubblichiamo la storia di un giornalista del Fatto Quotidiano, giornale non estraneo a questi intrighi, che telefona a un dentista spacciandosi per il capo di gabinetto di Nordio nel patetico tentativo, immagino, di incastrare il ministro per una storia in realtà assolutamente inventata. Aggiungiamoci il trappolone, anche qui c'entrano i servizi, del generale libico raggiunto da un mandato di arresto internazionale, guarda caso, 1 minuto dopo aver messo piede in Italia, probabilmente proprio per far scoppiare, no, un inferno qui in Italia. Ed ecco che appunto il pranzo è servito. Ma è un pranzo indigesto, l'origine dei cibi è incerta, le polpette sono avvelenate. Quello che sta accadendo è che alla tradizionale guerra giudiziaria e mediatica contro un governo di destra si somma la rottura degli equilibri di potere dentro il complesso e articolato sistema dei servizi segreti. E qui, come vi dicevo, una conclusione molto amara, perché ci si chiede: questo è un paese in cui si è spesso parlato di servizi deviati, servizi che hanno combinato qualcosa di losco, e infatti qui lui conclude così Alessandro Sallusti: a fare da detonatore sono state poche settimane fa le dimissioni a sorpresa di Elisabetta Belloni, da capa proprio del DIS, un addio anticipato forse dovuto al fatto che aveva sentito attorno a lei puzza di bruciato.
Questo paese ha avuto purtroppo spesso a che fare con storie di servizi deviati che non rispondono al governo, ma a chissà chi, a quali no, poteri esterni o visibili, non sappiamo, occulti, e non si è mai trattato di belle storie. Finché sia in tempo si chiudano le stalle e si faccia pulizia. Quindi questo è l'invito di Alessandro Sallusti alla luce di quello che stiamo vedendo che sta appunto accadendo. Ma, sempre sul giornale di oggi vedete qui, ovviamente, anche l'articolo ironico di Luigi Mascheroni e poi ci torniamo su Crisanti, perché Crisanti, il virologo star, ha deciso di affittare la sua villa veneta, ma a che prezzi? Insomma, lui che, dovrebbe rappresentare, no, la sinistra, senatore del PD, e insomma, e qui Luigi Mascheroni ovviamente confeziona questo pezzo che è molto ironico, dicevo: "Sarà perché l'influenza è invernale al suo picco, ma cosa c'entra? Niente". Ma la notizia del giorno riguarda il professor Andrea Crisanti. Ve lo ricordate? Il luminare della microbiologia, il testimonial dei tamponi in epoca Covid, l'uomo che si è trasformato in variante, a lungo ingiustamente liquidato come zanzarologo, fino a quando per fortuna si è smesso grazie a una dura protesta pubblica da parte, delle zanzare. Comunque è successo che Crisanti, finita la stagione pandemica vissuta da virologo star, prima si è dato alla politica, senatore del PD, eletto come rappresentante degli italiani all'estero, ma residente a Padova, un altro dei lati oscuri del virus, e poi alla bella vita. Dopo tanti anni di ospitate TV, convegni e libri, inocula qui, inocula là, si è comprato una villa storica in Vagliona, terra di zanzare e baccalà, che ora ha deciso di mettere a reddito affittandola. Per la sera di San Valentino offre un pacchetto luxury, pernottamento, cena stellata e tampone rinofaringeo, insomma extra lusso, il tutto a 2.450 € per una sola coppia, per evitare assembramenti. Bene, noi che ci siamo prenotati e siamo in lista d'attesa abbiamo letto il regolamento della serata: non graditi gli immunodepressi, necessarie 2 dosi per l'ingresso, se si arriva in anticipo consigliata una vigile attesa. Posti molto distanziati a tavola. Eh sì, il menù ancora in fase sperimentale, ma bisogna fidarsi. Linee guida capirete un po' stringenti. Noi sinceramente ce ne laveremmo le mani, ma sapete com'è? È la scienza che ce lo chiede. È veramente beffardo, anche stavolta Luigi Mascheroni, proprio su Crisanti. E poi dopo magari, se volete, approfondiamo anche questo tema, appunto di quelli che sono gli ulteriori dettagli, perché per esempio a pagina 10 di Libero, sono spiegati appunto bene tutte le condizioni di questo affitto della villa, di Crisanti. Ma, andiamo a leggerci però le altre reazioni, per esempio su questa decisione, questa pronuncia della Corte Costituzionale, che appunto ha dichiarato inammissibile il referendum sulla riforma Calderoli. Andiamo qui a pagina 5 del giornale di oggi e poi passiamo anche alla Verità. Vedete, qui c'è la consulta senza appello, quesito sull'autonomia che è oscuro. Il governatore Zaia, la Corte ha difeso la Costituzione, ora accelerare sull'attuazione della riforma. Le motivazioni del no al referendum. Qualcuno direbbe un gran pasticcio, la Corte Costituzionale invece impiega parole diverse. L'oggetto e la finalità non risultano chiari. Il referendum sull'autonomia differenziata è stato dichiarato inammissibile dalla consulta il 20 gennaio e ieri sono state depositate le motivazioni. In sostanza risulta oscuro l'oggetto del quesito al quale dovrebbero rispondere i cittadini se fossero chiamati alle urne. Questo pregiudica la possibilità di una scelta libera e consapevole dell'elettore che la Costituzione garantisce, anche perché non è chiara la finalità del referendum, che potrebbe trasformarsi in un voto a favore o contro il regionalismo differenziato, cavallo di battaglia della Lega. Appunto la consulta però respinge un referendum che potrebbe essere usato in modo non corretto e non ragionevole. È proprio questo, no, il principio. Che senso ha andare a votare un referendum su una legge che comunque dovrà essere modificata, ma una legge ordinaria, quando poi il quesito che veniva proposto era di fatto un quesito invece su un principio costituzionale che ovviamente se si vuole rimuovere, bisogna allora procedere a un tentativo di riforma costituzionale, non usare lo strumento del referendum. Volevano trasformarlo, commenta il presidente della regione Veneto Luca Zaia, in un voto ideologico contro l'autonomia. Era evidente la volontà di alcuni di gettare sabbia negli ingranaggi della riforma per fini meramente politici. La Corte ha bloccato questo tentativo, ha difeso la Costituzione.
L'iniziativa del referendum, che doveva tenersi in primavera, è stata di CGIL, UIL, partiti di opposizione, associazioni civili, a cui si erano aggiunti i consigli regionali di Campania, Sardegna, Toscana, Puglia ed Emilia-Romagna. Per il governatore leghista Zaia ora bisogna smettere di perdere tempo con sterili opposizioni e accelerare sull'attuazione della riforma, con le necessarie modifiche, dicevamo, indicate nel 2024 dalla Consulta nella dichiarazione di incostituzionalità di altre parti della legge. L'anno scorso la sentenza 192 dell'Alta Corte, spiegano le motivazioni, ha inciso sull'architettura essenziale, quello che abbiamo già letto, l'architettura essenziale alla legge Calderoli, ridimensionando i possibili trasferimenti dallo Stato alle regioni e precisando che si deve trattare appunto solo di funzione e non di materie. Questo ha reso impossibile l'individuazione delle app e livelli essenziali di prestazione prima di ricostruire i buchi lasciati nel testo dalle cancellazioni dei giudici costituzionali. Di qui un'insuperabile incertezza sull'obiettivo dell'importante strumento di democrazia che è appunto il referendum. E al contrario è stato dichiarato ammissibile perché omogeneo, chiaro e univoco il quesito sulla cittadinanza, che punta ad abbassare da 10 a 5 anni il requisito di residenza obbligatoria in Italia per gli extracomunitari. Via libera anche per i 4 referendum sul diritto del lavoro della CGIL, abrogazione totale della disciplina sui licenziamenti del Jobs Act, cancellazione del tetto all'indennità nei licenziamenti delle piccole imprese, eliminazione di alcune norme sull'utilizzo dei contratti a termine, eliminazione dell'esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltante e subappaltante negli infortuni sul lavoro. E invece sul referendum per la cittadinanza, che appunto dovrebbe abbassarsi questo limite, no, della residenza obbligatoria per gli extracomunitari da 10 a 5 anni, ci siamo espressi, l'abbiamo già detto, non ha senso svendere e regalare così facilmente la cittadinanza, soprattutto poi quando vediamo che ci sono tanti cittadini extracomunitari che non si integrano, che rimangono, no, nelle loro nicchie e che anzi spesso delinquono e violano invece la legge. Ma allora dicevamo, passiamo anche alla verità di oggi, poi leggiamo anche gli altri messaggi che sono arrivati. Tu Sveva mandameli pure. Allora, vedete, verità di oggi con invece questo scoop, cioè della rete di Soros. Il grande, ragno, no, verrebbe da chiamarlo quasi Shelob, come dal ragno famosissimo gigante Il Signore degli Anelli, che continua a tessere la sua trama perché c'è Soros dietro il ricorso anti-Italia, le mani e le risorse della denuncia alla Corte Penale Internazionale. Lo studio per il quale lavorano i professionisti che chiedono di incriminare il nostro governo per non aver arrestato Al-Masri, ha tra i suoi sponsor Open Society, la fondazione voluta dal miliardario ungherese. Ecco quali finanziamenti ha ricevuto. La von der Leyen e 79 paesi ONU, ma non c'è appunto l'Italia, che invece coccolano la Corte Penale Internazionale, Trump invece che la sanziona. E allora vedete che cosa è successo, che cosa è venuto fuori, no? Qui andiamo a pagina 2 intanto e 4, perché a 2 c'è anche il commento di Matteo Salvini a tutta questa vicenda di spionaggio anche per il software israeliano e l'accusa, sapete, no, da parte della sinistra: "Ah, ma l'Italia adesso deve dire se ha usato questo software, se è stato usato questo software da agenzie di intelligence italiane per spiare oppositori, per spiare per esempio il direttore di Fanpage e Luca Casarini che sostiene di essere stato spiato". Vedete il caso Paragon, questo è l'articolo di Carlo Tarallo. Caso Paragon che si infiamma e finisce al Copasir, il comitato appunto per la sicurezza, il comitato parlamentare. Martedì prossimo è in programma un'audizione del direttore dell'AISE, Giovanni Caravelli, ed è probabile che gli verranno chiesti chiarimenti sul giallo del software spia Graphite, prodotto da un'azienda israeliana, appunto la Paragon, e utilizzato da alcuni governi occidentali. L'azienda che produce il software ha rescisso il contratto con il governo italiano e secondo alcuni media internazionali la rescissione sarebbe legata al fatto che Graphite è stato utilizzato per spiare un giornalista, il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, e attivisti come il fondatore e capocommissione della ONG Mediterranea Luca Casarini. Il team legale di Mediterraneo presenterà lunedì prossimo un esposto al Centro di Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Palermo. Sarebbero almeno 3 i membri dell'ONG spiati attraverso il software. E poi appunto il commento di Matteo Salvini, sapete poi con la nota di precisazione, perché appunto il vice premier ha prima dichiarato: "Non conosco la società in questione,
ha commentato ieri il vice premier, non ci ho mai avuto a che fare. Sicuramente è fondamentale un momento di chiarezza in quelli che paiono regolamenti di conti all'interno dei servizi di intelligence che svolgono invece un ruolo, dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale per la stabilità, la sicurezza e la democrazia del paese. Dopo un po' il Carroccio ha diffuso una nota per precisare le parole di Salvini. Quando la Lega parla di regolamenti di conti all'interno dei servizi di intelligence, recita il comunicato appunto della Lega, si riferisce a ciò che leggiamo da giorni sui quotidiani, non ad altro. In modo particolare stupisce trovare in edicola carte altamente riservate che dalla procura sarebbero state inviate a giornalisti, peraltro citati a giudizio. Totale è la nostra fiducia invece negli attuali vertici dell'intelligence, finalmente all'altezza del compito loro assegnato. E invece il riferimento a carte riservate, coperte da segreto, che finiscono invece poi alla fine nei giornali, ovviamente è il riferimento alla vicenda per cui appunto l'esposto del DIS nei confronti invece di Lovoi, che si era ritrovato queste carte, questi documenti e poi alla fine è invece venuto fuori che sono state messe a disposizione degli stessi indagati, giornalisti che poi le hanno ripubblicate su Domani. L'opposizione va all'attacco. La vicenda Paragon, dice il segretario del PD Ellis Line, alla 7 è estremamente grave, stiamo parlando di un software che entra nel telefonino e spia le chat dei giornalisti e degli attivisti di Mediterranea. Il governo non può, come ha fatto con quando ha liberato il torturatore libico Al-Masri, mettere la testa sotto la sabbia. Il Presidente del Consiglio deve venire a spiegare. Se Salvini ha degli elementi li venga a riferire in Parlamento. E insomma, già questo è bastato per rialimentare da parte della sinistra ovviamente la polemica. Vi dicevo invece di pagina 4 di questa inchiesta proprio sulla denuncia contro l'Italia che farebbe riemergere i tentacoli della piovra Soros. Open Society ha finanziato, non è chiaro se con 40.000 o 50.000 euro, Frontlex, l'ente del ricorso alla Corte Penale Internazionale per gli accordi Roma-Libia. E qui vedete l'infografica, o meglio, poi alla fine quelli che sono i tentacoli di questa rete, e qui c'è invece Omer Schatz, che è il legale di Frontlex, sponsorizzato dalla fondazione di George Soros. E a sinistra qui la pagina del loro sito e qui tutti i riferimenti come vedete. Ma andiamo un attimo anche sulla prima pagina del Corriere, prima del break, la pausa fra credo 2 minuti. Sì, allora prima pagina del Corriere di oggi, perché rispunta e voi direte: "Ma non doveva andare in Africa? Aveva detto che sarebbe stato lì?" Le regole perdute, l'editoriale di oggi, vedete sul Corriere della Sera, prima pagina, l'editoriale di Walter Veltroni. E qui è un duro atto d'accusa di Walter Veltroni contro l'America di Trump, che esce da questi accordi internazionali, che insomma rende carta straccia questi accordi, questi trattati, e verrebbe da rispondere: ma insomma proprio odiate così tanto la sovranità dei popoli, degli stati, lì a sinistra? E infatti qui esordisce scrivendo: "L'Argentina di Milei ha annunciato, scusatemi, che uscirà dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come ha già promesso Trump. Israele e gli Stati Uniti abbandoneranno presto il Consiglio per i diritti umani dell'ONU e intanto il tycoon Trump ha disposto di sospendere i fondi all'agenzia UNRWA delle Nazioni Unite. La nuova amministrazione americana ha deciso di nuovo di uscire dagli accordi globali sul clima." E allora che cosa come conclude qui a pagina 34 di oggi il Corriere della Sera Walter Veltroni, no, dicevamo quello che sarebbe poi andato a vivere in Africa e invece da qui verrebbe da dire a pontificare. Lui qui scrive sostanzialmente che dopo tutte le varie sfide della pandemia, della crisi climatica, eccetera, servono delle organizzazioni, delle istituzioni internazionali e quindi di fatto che sottraggano sovranità agli stati, stati che si devono limitare. La pandemia o la crisi climatica possono essere affrontate singolarmente? Si chiede. Le regole dei mercati finanziari e del commercio possono essere sottratte a scelte concordate? In sostanza, è pensabile un mondo tecnologicamente, ambientalmente, economicamente e finanziariamente interdipendente, senza istituzioni che ne governino le scelte? Vale però per gli organismi internazionali ciò che è vero per le democrazie moderne. Senza velocità, trasparenza, snellezza degli apparati e delle procedure di decisione, niente può sopravvivere neanche alla necessità generale della sua esistenza. E qui lui scrive
parla di velocità, trasparenza, snellezza, però sono tutte caratteristiche che finora certi organismi internazionali non hanno dimostrato. A maggior ragione quando cita la pandemia, mi sembra che forse l'OMS abbia reagito prontamente alla sfida, all'emergenza, sia riuscita a contenere sul nascere la pandemia. No, è partita dalla Cina e si è diffusa in tutto il mondo. E qui lui conclude, Walter Veltroni, scrivendo: siamo entrati, sembriamo non volerlo comprendere, in una fase della storia inedita e pericolosa. Angela Merkel, che non accettò l'idea di un rapporto preferenziale tra la Germania e gli Stati Uniti che scavalcasse l'Europa, scrive nel suo libro, a proposito del primo Trump, che oggi ci sembra quasi un riferimento moderato. Per lui tutti i paesi erano in competizione tra loro, il successo di uno era il fallimento di un altro, non credeva che la prosperità comune potesse aumentare attraverso la cooperazione. Senza cooperazione esiste solo il conflitto, ce lo dice il Novecento, che era un'altra era, ma in fondo non tanto tempo fa. E insomma, in sintesi, per Walter Veltroni, tornare alla sovranità degli stati, tornare poi al rispetto della volontà dei popoli, significa per lui ritornare al Novecento e quindi a evocare anche i pericolosi conflitti tra nazionalismi rivali. Ma allora sono le 9:02, piccolo break e torniamo fra pochissimo, così finiamo la rassegna stampa e poi lanciamo le interviste che abbiamo registrato. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Pier Vittorio, a te la linea. Grazie Sveva. Allora io direi di leggere velocissimamente, ecco, gli ultimi messaggi che sono arrivati, che ci avete mandato a commento di quello che abbiamo letto, no, durante ovviamente questa diretta, questa rassegna stampa. E allora vedo per esempio un messaggio che riguarda quelli che sono stati che sono le partenze degli immigrati. Per esempio, no, ora i poveri, talvolta criminali analfabeti dei clandestini fanno esposti contro governo e verso l'Europa, realizzata da chi? Da avvocati gratuiti per loro, ma molto costosi per noi, certo, e sono a carico dell'erario. Si arricchiscono con questo lavoro e noi cittadini paghiamo cifre enormi con anni di pratiche. Chiaro che dall'estero vengono, un paese allo sfascio garantista con i delinquenti, in nessuna parte del mondo, perché i clandestini non prendono con 100 € un aereo, un traghetto, rispondetemi, ce lo scrive Maurizio. Maurizio, hai perfettamente ragione, qui l'abbiamo detto, ripetuto fino alla nausea, e adesso che si prova a contrastare questo fenomeno, almeno con l'esternalizzazione, no, dei centri in cui valutare queste richieste di chi in realtà si sposta, è un migrante economico, ma entra illegalmente, regolarmente, perché potrebbe, no, viaggiare con i documenti, potrebbe prendere l'aereo, come hai scritto te, pagare il biglietto, e invece no, non lo fanno. E almeno si prova ad esternalizzare questi centri in cui valutare le domande, esaminare le domande di protezione internazionale, di asilo, e anche lì apriti cielo, perché poi in Italia una certa parte della magistratura si è praticamente resa ancella, serva della sinistra in questa battaglia politica, no, contro il governo per sabotare questo piano. Ci scrive Gio: la sinistra recrimina sicurezza senza chiedersi che l'emergenza sicurezza l'hanno creata loro. Sono campioni nel creare i problemi che se li ritrovano altri poi a doverli risolvere. E effettivamente hai anche qui perfettamente ragione anche te, Gio, e cioè che è una sinistra che non si sta rendendo conto dello sfascio anche nella sicurezza. E il caso di Milano è esemplare, insomma, se Gabrielli adesso lascia, e prima di far partire le interviste, vedete, vi lascio qui con pagina 6 Senaldi che spiega proprio questo addio di Gabrielli, che si era permesso poi pure di criticare le forze dell'ordine, i carabinieri per l'inseguimento a rami, ma non era
un inseguimento corretto, quando poi la procura ha valutato bene tutti i video e i filmati e ha riconosciuto che invece è avvenuto correttamente, no? Vedete qui il fallimento di Milano, pagina 6 di Libero di oggi. Gabrielli scappa da Sala, l'ex capo della polizia non vuole compromettersi per risolvere i disastri Dem. Il flop sulla sicurezza a Milano. E quindi poi a pagina 7 anche qui approfondite, mi raccomando, se avete la possibilità, qui il tempo ormai è volato, fra pochissimo lanciamo le interviste, vedete online il videoclip della vergogna, quello che vi dicevo, le minacce all'europarlamentare leghista Silvia Sardone, minacce dai trapper magrebini. Avanti senza paura. La leghista insultato nel brano dei Maranza di Via Padova che mimano coltellate e colpi di pistola. Lei non arretra e rilancia dai campi rom ai centri sociali al velo islamico tutte le battaglie dell'eurodeputato. E qui vedete lo screenshot, il fermo immagine, no, veramente da orrore di questo trapper Mowgli. E anche qui ci sarebbe tanto da dire, da aggiungere su questo fenomeno, no, dei Maranza. Ma sono già le 9:06, allora sì, Sveva, hai ragione, facciamo partire le interviste che abbiamo registrato e poi ci troviamo con Matteo Desio per l'ultima parte di questa rassegna stampa.
Attraverso questo volume ho deciso di offrire una sintesi tecnica per i giuristi, ma anche un documento di riferimento per coloro che vogliono avere più chiarezza nel complesso percorso dell'affidamento minorile e dell'adozione nel nostro ordinamento giuridico italiano. In modo particolare mi sono soffermata sull'importanza dell'affidamento come su di una soluzione temporanea necessaria a risolvere un momento difficile. Una scelta, dettata anche da una scarna proposta documentale presente nella nostra bibliografia. E difatti l'affidamento familiare è un intervento di aiuto e di sostegno rivolto a tutti quei minori che provengono da una famiglia difficile. Una famiglia che per una serie di motivi, per i più vari motivi, non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo delle loro necessità. Affidamento inteso come un'accoglienza che educa alla gratuità, all'apertura della vita del minore che viene accolto nella nostra casa fino ad amarne tutta la sua storia, la sua famiglia, la sua diversità. Un'esperienza che educa soprattutto al non possesso, che è il vero amore di una madre, che è il vero amore di un padre. Con queste parole inizia il mio libro, che è l'affidamento minorile e l'adozione nell'ordinamento giuridico italiano, e con queste parole ho voluto introdurre anche questo mio intervento, un'opera, un testo che vuole rappresentare innanzitutto un'occasione di confronto, un invito a scegliere l'amore verso il prossimo, un'opportunità per ricordare a tutti che ogni bambino deve crescere senza mai perdere il sorriso, nell'attesa, di godere del diritto di essere figlio, perché essere figlio è innanzitutto un diritto. E questo testo vuole anche essere una guida, un ausilio per coloro che scelgono di donarsi, perché se il quadro normativo è ricco e spesso difficile, anche in relazione ad una narrativa sbagliata, la scelta di intraprendere un percorso del genere deve passare come una scelta di amore. Anche se il percorso può sembrare difficile, arduo, lungo, perché noi dobbiamo raccontare anche altro. Dobbiamo raccontare che ci sono troppi bambini che hanno sete di donare e ricevere serenità e sorrisi. E questo lo dico con la determinazione di una madre, ma anche con la consapevolezza di un avvocato. Sono certa che promuovere questi istituti, l'affidamento minorile, l'adozione nel nostro ordinamento, giovi a tutti umanamente. E indubbiamente l'aumento di questi casi può rappresentare un elemento determinante anche per aumentare l'indicatore di sicurezza nella nostra società. Dobbiamo sensibilizzare chi vuole scegliere questi percorsi e dobbiamo farlo sensibilizzando gli attori pubblici e i professionisti, ma anche promuovendo l'istituto dell'adozione e dell'affidamento. Durante la mia esperienza professionale mi ritrovo ad affrontare casi di ogni natura e di ogni specificità di impegno, ma alla dialettica tecnica e alla tenacia di avvocato non è mai venuta meno la mia responsabilità di madre, che soprattutto nei casi che hanno visto coinvolte le famiglie da una parte e i minori dall'altra, è emersa dettando naturalmente il mio operare. Alla parola madre si associa sempre la parola figlio e il rapporto che si instaura tra i due, tra una madre e un figlio, apre ad un'infinita riflessione di carattere etico. Ritengo, con molta onestà intellettuale, che essere mamma sia un dono, ma dove non arriva la volontà di Dio, può arrivare la volontà giuridica, la volontà del legislatore, affinché ogni donna possa realizzarsi anche nel percorso di madre. A voi la linea.
Grazie Sveva, ma grazie anche a Matteo che ti vedo, c'hai raggiunto, vero? Ci senti? Sì, sì, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie per avermi qui. Grazie a te Matteo. E allora vengo subito da te perché dicevamo dobbiamo commentare questi interventi. Insomma, abbiamo sentito che comunque il percorso degli affidamenti, delle adozioni è un percorso difficile e si chiedono ovviamente tanti sacrifici poi alle coppie che vogliono accettare questa ovviamente sfida e questo incarico. Però abbiamo insomma anche ieri, no, riflettendo un po' su quello che abbiamo sentito, che abbiamo raccolto durante l'intervista, abbiamo fatto questa considerazione finale, cioè che probabilmente non si può sostenere un diritto assoluto, senza se e senza ma, a diventare genitori, ad essere padri, a maggior ragione questo per le adozioni, figuriamoci poi addirittura per la maternità surrogata. Esatto, noi possiamo augurarci che la burocrazia dietro le adozioni possa essere, finalmente magari terminata o comunque agevolata per le famiglie che sono veramente meritevoli di poter, accogliere un bambino o una bambina nella propria famiglia. Ma, quello che noi, veramente condanniamo e che ci dispiace poi che, venga ancora utilizzata come pratica è proprio la fecondazione assistita, che prevede alla fine purtroppo l'utilizzo, dell'utero, di una madre che alla fine poi non vedrà mai, il figlio, quindi già solo questo è una alla fine è una purtroppo Certo. è una procedura innaturale, no, una madre che viene strappata dal figlio per poi purtroppo avere anche una una possibilità anche di scegliere, no, della madre o del padre, nel caso poi si voglia utilizzare il seme di un uomo invece che l'utero, femminile. Quindi alla fine, come dicevamo noi ieri, non viene più non viene più scelto un figlio magari per amore, ma viene utilizzato questo diritto alla famiglia che dovrebbe essere sacrosanto, ma viene più utilizzato, quasi come per arrivare a ottenere un accessorio e per arrivare alla fine alla creazione di un essere umano in laboratorio, più che, quello che invece dovrebbe essere la concezione, il concepimento di una persona, ovvero, dovrebbe essere un atto d'amore, un dono e non un inseguimento praticamente, all'interno di laboratori per cercare la formula più corretta, la formula giusta. Assolutamente sì, la vita come dono, infatti poi ieri confrontandoci anche su questo mi dicevi: "Non si può pensare che sia un accessorio e che si debba cercare", come se fossimo una sorta di shopping, no, un mercato, è Mh-mh. quello che succede poi alla fine con la maternità surrogata. Esatto. Ma invece Matteo, ecco, dicevamo, passando all'altro tema della giornata, cioè di questo esposto presentato dal DIS, cioè appunto dal Dipartimento dell'Informazione e della Sicurezza, contro un procuratore della Repubblica addirittura di Roma. Quindi ovviamente poi per le solite ragioni di competenza territoriale un esposto che, sta per essere presentato a Perugia, perché poi, non è ancora chiaro se materialmente sia stato consegnato tutto nella sua interezza. Insomma, l'ennesimo scontro tra poteri dello Stato, abbiamo sentito l'editoriale di Sallusti, uno scontro che arriva a qualcosa di inimmaginabile, no, lui ha scritto: "Io non ricordo a memoria mia addirittura di un esposto dei servizi", e quindi come se ne esce? Perché, veramente sembra che lo scontro sia arrivato a livelli molto alti. C'è chi Mh. sostiene che questo potrebbe essere una vendetta, no, dell'esecutivo, dopo alla fine questa iscrizione nel registro sì degli indagati, addirittura della premier Meloni e di quello che è il sottosegretario alla presidenza proprio con la competenza, per i servizi. Credi che effettivamente la situazione stia un po' sfuggendo di mano, stia degenerando? E poi soprattutto, come ha detto Matteo Salvini, abbiamo sentito anche prima poi quel comunicato stampa Mh. della Lega che tendeva a precisare, cioè che effettivamente sembra che quasi sia in corso, no, una sorta di regolamento dei conti. Una situazione che è un po'
effettivamente preoccupante, ecco. Stiamo vedendo un un altro un altro regolamento dei conti, come hai detto tu, verso la magistratura e verso una magistratura che ha usato i propri poteri in maniera impropria inizialmente. Questo è il grande dato da analizzare secondo me. Parliamo di una magistratura che quindi sta subendo degli attacchi sì, ma che alla fine sono delle ritorsioni, se così possiamo chiamarle, proprio per l'utilizzo delle proprie funzioni che hanno fatto durante il proprio servizio in maniera sbagliata, secondo me. E la cosa secondo me che purtroppo sta venendo fuori è questa lotta appunto fra il potere esecutivo, la magistratura, ma anche i servizi segreti che purtroppo non fanno altro che sottolineare quanto sia in confusione in questo momento la macchina dello Stato italiana. Certo, ma invece ecco sull'altra questione internazionale, anche in anticipazione della puntata che terrai, no, lunedì mattina te la Sì. ridò io l'America, ecco dai media mainstream continuiamo a sentire tutte queste critiche a Trump per le sanzioni alla Corte Penale Internazionale, le critiche che gli vengono rivolte per gli annunciamenti anche di questi licenziamenti, gli annunci, no, dei licenziamenti dei funzionari federali, critiche per il progetto comunque sulla Palestina, sulla striscia di Gaza. Ecco, cosa sta accadendo realmente? Forse credo che sul punto abbia ragione proprio l'onorevole Simonetta Matone che abbiamo sentito prima, invece per tutta un'altra questione, quella appunto degli affidamenti e delle adozioni, però io ricordo che qualche giorno fa, a 4 di sera, da Paolo Del Debbio, aveva ribadito che Trump va preso molto seriamente, ma non letteralmente, ossia non fermiamoci ai proclami, a quello che lui dice, in realtà forse con alcune sparate lui vuole evidentemente farsi forte, arrivare forte su alcuni tavoli negoziali. Esatto, esatto. Probabilmente è quello che sta avvenendo anche per quanto riguarda, ad esempio, la Groenlandia, cioè addirittura parlando di annetterla per poi cercare di avere qualche accordo importante, per quanto riguarda le risorse della Groenlandia, per quanto riguarda anche la possibile, tra l'altro, indipendenza della Groenlandia che vuole ottenerla nei confronti della Danimarca, ma soprattutto per quanto riguarda proprio la circolazione di quella parte del mondo che, oltre a essere molto vicina agli Stati Uniti come zona geografica, rimane importante anche per i vari commerci. Quindi parliamo anche degli Stati Uniti che stanno cercando di aumentare la propria influenza internazionale, che per quanto riguarda, sicuramente hanno visto anche questo i nostri radioascoltatori, il canale di Panama. È un altro punto su cui Donald Trump ha spinto tantissimo in campagna elettorale, che ora sta cercando giustamente di continuare le proprie posizioni politiche, anche perché è il secondo punto nel mondo dove vi è più traffico, no? Dove vi è più commercio per quanto riguarda soprattutto anche via mare. Quindi sono tante lotte che sta portando avanti Trump in un unico, tra l'altro in pochi mesi, no? Quest'ultimo, in un mese neanche che è arrivato alla Casa Bianca, e sta cercando di ottenere più risultati possibili nel breve tempo possibile. Secondo me, come diceva anche l'onorevole, appunto, puntando a una posizione iniziale molto forte, irricevibile per Per la controparte. per la controparte, per poi stabilire un compromesso che in realtà è molto vantaggioso per gli Stati Uniti, anche per quanto riguarda alla fine quello che potrebbe avvenire nella striscia di Gaza, ovvero il riposizionamento, chiamiamolo così, della popolazione per quanto riguarda proprio la striscia, la West Bank. È importante anche perché qua si tratta proprio di interessi degli stessi Stati Uniti, per quanto riguarda la striscia, anche perché Israele è un alleato storico statunitense, ma la ripopolazione è proprio una modalità che aveva scelto anche durante il primo mandato da presidente Donald Trump. Quindi
Mi sembra strano che ora le persone siano svegliate, non le persone normali, ma gli addetti ai lavori, che siano svegliati con la condanna proprio su questo modo di agire. Vedremo come risolverà la questione, questo è importante per tutti, e che sia una risoluzione buona per tutti, ovvero la guerra in Ucraina. E che anche lì appunto si annuncia una svolta, perché ci potrebbe essere questo incontro a breve di nuovo con Zelensky e poi addirittura forse con Putin. Ma io in chiusura, perché abbiamo veramente gli ultimi secondi, Matteo, ti leggo questa parte dell'editoriale di oggi di Travaglio sul fatto che l'ho citato, no? Ovviamente poi voi riprendetelo anche da Giornalone, tanto lì è comunque a disposizione per chi non fosse abbonato, no? Sul Fatto Quotidiano. Lui scrive oggi: Travaglio, ma mente Trump da di matto o fa il matto? Questo lo vedremo, stravolgendo il mondo dall'oggi al domani. Chi dovrebbe reagire è fermo all'età della pietra. E qui lui cita, per esempio, il discorso di Mattarella che paragona la Russia al Terzo Reich, eccetera. Infatti l'editoriale di oggi lui l'ha intitolato Trump e Jurassic Park, e quindi lui dice: tutti i leader europei che sono rimasti al Giurassico, perché Trump comunque, come i predecessori americani, fa gli interessi degli americani, e invece qui in Europa siamo in attesa di qualcuno che faccia gli interessi degli europei. Ma forse Travaglio si è dimenticato qui, Matteo, dell'incontro che c'è stato a Madrid tra tutti i patrioti, il gruppo di Matteo Salvini, di Vox, comunque di Santiago Abascal. Chiaro, ma fa parte di quella parte politica che Travaglio critica a prescindere e che fa finta che non esista. Parliamo di un Travaglio che si è schierato politicamente con un partito in questo momento all'opposizione, quindi non può far altro che mettere sotto il tappeto tutto quello che fanno i patrioti, tutto quello che fa la Lega, tutto quello che fa attualmente il governo. Però sulla questione che l'Europa non è in questo momento adatta a replicare nella maniera corretta per difendere i propri interessi nei confronti del presidente Donald Trump, mi trova in questo momento d'accordo, perché l'Europa fa parte di un sistema antiquato, lento, in confronto all'immediatezza che Donald Trump e altre superpotenze in questo momento mondiali possono mettere in campo. È assolutamente vero, proprio la lentezza della struttura burocratica dell'UE in confronto a questo inizio proprio razzo da missile alla Musk, insomma. Grazie Matteo, grazie a tutti voi, grazie a Sveva oggi che appunto ha ricondotto questa regia, già la seconda diretta assieme, e allora rimanete ovviamente con noi Radio Libertà, perché subito dopo c'è l'editoriale del direttore Giovanni Sallusti. Grazie ancora a tutti e buon weekend.